E allora, questo è un oggetto che sicuramente in pochi se lo ricordano, e quelli che se lo ricordano evidentemente hanno una certa età. Questo è un colapasta, non so esattamente quanti anni ha, perché era di mia nonna, lo utilizzavano loro, ma credo che ha intorno ai 100 anni. E si utilizzava, era il famoso colapasta che oggi c'è in plastica o in acciaio, quello che sia. E lo custodisce con tanta cura, Sì, con sì, tanto sì, amore. sì, 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 sì. Sono davvero testimonianze di una storia Sì, antica. di una storia, soprattutto che era di mia nonna, e quindi mi piace conservarlo bene dentro, anche se qualcuno lo voleva per qualche museo, però non gliel'ho voluto dare. Avete mai visto un Preferisco tenerlo io. Avete mai visto un oggetto del genere? Lasciatelo scritto nei commenti. Possiamo Vediamo, vederlo. sì. Quindi che materiale era, come era stato creato. Sì, era di terracotta e poi era smaltato. Certo, ora è un pochettino, giustamente l'età che ha è un pochettino rovinato, perché mia nonna lo utilizzava allora. Prima che uscissero quelli in acciaio, quelli in plastica, utilizzava questo qua. E chissà quante persone si sono cibate da questo. Sì, parecchi, perché loro erano molti di famiglia. Mia nonna aveva 7 figli, quindi erano parecchi. Certamente era piccolino, ma questo era una volta. Magari quando si facevano i maccheroni, piano piano si riuscivano a scolare e prepararli. Grazie per questo tuffo nella storia, per questo bagno di nostalgia. Signor Filippo, alla prossima, grazie. Alla prossima.